Prima di dare la parola a Giuseppe, volevo ringraziare, oltre che Viviamo su Maga per tutto il rapporto che ha dato di proposte, di attenzioni, di sollecitazioni, anche la impresa Costruzioni Generali Susanna di Noventa, di Piave, per il primo stralcio, i fratelli Demo Costruzioni SRL di Sumaga per le opere complementari di primo e secondo stralcio e più il subappalto, e le imprese Edil Costruzioni SRL di Sedico di Belluno per il secondo stralcio. Per la progettazione e la direzione dei lavori, che è stata curata dagli architetti Dario Johan e Tiziano Vernier dello studio Intex Engineering di Pordenone. Sono tutte persone che assieme alla Viviamo su Maga, assieme alla parrocchia, assieme alla curia, hanno lavorato assiduamente in questi anni per raggiungere questi risultati. Grazie. Il signor Sindaco ha ormai ringraziato le persone che hanno collaborato. Io vorrei partire un po' più in là di questa collaborazione e di quello che quest'area attrezzata che oggi benediciamo, inauguriamo, devo dire che è la prima parte minimale di un grande progetto: recupero e valorizzazione arredo urbano Abbazia di Sumaga e Piazza de Bortoli. Quindi capite da queste affermazioni, dove è sempre intestato così i diversi progetti, che questa qui è una prima parte di questo grande progetto. Questo progetto viene attuato attraverso la sinergia dell'amministrazione comunale, che l'ha voluta, e parto un po' più prima. Se noi abbiamo potuto realizzare attraverso l'amministrazione comunale, presieduta dal sindaco signor Bertoncello, dai diversi assessori, dai diversi ingegneri e architetti che l'hanno progettata, dalla disponibilità della parrocchia che ha dato in uso comodato per 19 anni, poi si può sempre ripetere, 19 anni, 19 l'uso dell'area per poter attuare quello che finora è attuato e che oggi andiamo a inaugurare e quello che verrà nei prossimi mesi. Dobbiamo ringraziare prima di tutto, per quest'area specialmente che inauguriamo oggi, Don Umberto, perché Monsignor Don Umberto, quando nel 1986 i famosi benefici parrocchiali sono stati raccorpati in un unico grande ente a livello nazionale, voluto dai vescovi italiani e dallo Stato italiano, col concordato firmato nell'83 dal primo ministro Nenni, non Nenni, Saragat, Craxi, sempre di area socialista, Craxi, e che è un concordato tra lo Stato del Vaticano e la Santa Sede e lo Stato italiano, e che tanti altri stati stanno copiando per fare questi trattati internazionali, perché è uno dei migliori esistenti oggi al mondo. E c'è stato questo accorpamento di quanti benefici per fare un unico fondo nazionale per il sostentamento del clero. Ecco, quella volta Don Umberto ha domandato in curia se si poteva tenere questa parte del beneficio come area attorno all'abbazia, per l'arredo dell'abbazia, e la curia, la commissione amministrativa e la commissione dei beni culturali dell'arte sacra della curia ha detto di sì. Ecco, se quella volta non si muoveva Don Umberto, quindi date un applauso che è qui presente, quest'area sarebbe stata alienata e forse qui ci poteva essere, chissà, forse edilizia pubblica, chissà niente cosa sarebbe venuto fuori poi, ecco. Quindi sono partito da lontano per dire questo. E non mi soffermo poi a ringraziare tutti quanti, specialmente devo dire anche a livello fattivo, l'associazione Viviamo su Maga, che sono sempre stati anche alle costole, diciamo la verità, alle costole del sindaco, del vice sindaco, dei diversi assessori, hanno perso anche del tempo, sono fatte le assemblee e quindi in sinergia si è andati avanti. Si è portato questo progetto fatto dall'architetto
Tiziano e anche il figlio, e poi dell'architetto Johann, è portato in curia, la curia, la commissione di arte sacra l'ha approvata, da lì poi è passata a livello regionale, le belle arti, il Ministero di beni culturali, e a sua volta si è potuto attuare questa prima parte. Se volete sapere anche della seconda parte, chi non è stato alle assemblee, che sono state parecchie fatte assemblee, aperte anche a tutta quanta la popolazione, sia in asilo sia anche nella palestra delle scuole medie, e il progetto ormai da 2 o 3 giorni, quello ultimativo, in bacheca, lì in fianco alla chiesa. Ogni tanto, questa è una raccomandazione che faccio a voi, date a vedere che cosa c'è scritto lì, ci sono tutte quante le attività, le cose varie, perché qualcuno rimane lì anche 2 mesi, 3 mesi e non l'ho mai visto, non so niente. Fermatevi un minuto prima di andare in chiesa o dopo che siete andati in chiesa. Scusate la mezza predica che ho fatto. Questa inaugurazione dimostra una cosa molto semplice ma anche tante volte difficile a recepire: la sinergia che c'è tra le autorità religiose e le autorità civili. Qui possiamo dire che c'è stato veramente questo dialogo, questo confronto e questo anche risultato, il primo risultato. Speriamo al più presto anche la seconda parte del risultato, che sarà la parte anche più bella a livello artistico di questa che abbiamo qui. Questa è a livello sportivo, a livello amicale, a livello di avere uno spazio anche per noi qui a Sumaga, per tutte quante quelle attività che vorremmo culturali, sportive e anche amicali. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, prima della benedizione preghiamo come Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Salga a te la nostra lode, o Padre, che la tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati alle attività ricreative e di amicizia accrescono il vigore delle membra e favoriscono la serenità dell'animo. Fa che tutti gli sportivi e tutte quante le persone amanti della gioia e dell'incontro sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovono la civiltà dell'amore per Cristo nostro Signore. E reviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisse nel tuo amore. Amen. Bene, chiesa, la gente, benissimo. Bene così? Sì. Molto bene. Siamo? Bene. Il nipote dov'è? Ecco. Venga anche lei adesso assieme al sindaco.
all'autore.